Fu solo la morte di Antonio Canova nel 1822 a impedire il completamento dell'enorme modello in gesso di una statua equestre in bronzo per il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. Fu lo stesso artista di Possagno a realizzare il cosiddetto cavallo colossale tra il 1819 e il 1821. Donato al Museo di Bassano, fu sezionato 60 anni fa con l'obiettivo di trovargli una nuova collocazione, ma il progetto ha ripreso vita solo di recente grazie a importanti finanziamenti privati, statali e comunali. Ricostruire quest'opera monumentale del maestro Antonio Canova è anche una sfida tecnica. Le dimensioni di questo cavallo e la ricomposizione dei diversi frammenti che lo costituiscono fa sì appunto che questo intervento sia un intervento straordinariamente complesso e straordinariamente interessante, una vera e propria sfida. Uno studio specializzato sta consolidando i frammenti in gesso, incollandoli fra loro e integrandoli ove necessario, e sta anche costruendo una nuova struttura interna che servirà da sostegno statico all'opera e un basamento che proteggerà la scultura da elevate sollecitazioni sismiche. Intervento che ha una grande suggestione anche proprio perché questo cavallo giace nei depositi scomposto in tanti frammenti, per cui l'iniziativa di ricomporli è anche un'iniziativa che ha un'innegabile suggestione, no? Nella possibilità di rivedere finalmente ricomposta l'immagine figurativa di questo colossale cavallo alto 4 metri. Tutte le fasi del restauro sono documentate sui canali digitali del Comune e dei musei civici di Bassano.